Covid-19, ecco i test rapidi fai da te, li ha presentati il governatore Zaia con il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli. La sperimentazione prenderà il via proprio in Veneto. Entro domani le regioni dovranno riferire a Roma le esigenze sui Covid hotel. L'ULSS 3 fa sapere di aver individuato una struttura idonea. Federalberghi dice servono regole precise per collaborare. Ancora gang di giovanissimi nel mirino dei carabinieri. 2 diciannovenni mestrini sono stati arrestati con l'accusa di aver compiuto decine di furti, i cui proventi venivano reinvestiti nello spaccio di droga a giovanissimi. Si nascondeva in albergo e poi spacciava, insospettiti da un via vai continuo. I carabinieri hanno scoperto e arrestato un 24enne. Il toccante ricordo di Elenio Scarpa, figlio di Giannino, il 78enne morto folgorato durante l'acqua alta di un anno fa, non sarebbe morto se i lavori fossero stati fatti prima. Pellestrina senza ferry boat per i lavori di manutenzione all'unico pontile presente. Imprese e residenti hanno firmato una petizione indirizzata a Comune e a CTV. Salgono a 11 i positivi nell'Umana Reyer dopo i risultati degli ultimi test arrivati in mattinata. Le attività continuano a essere sospese. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dai test fai da te per diagnosticare un'eventuale positività al Covid, presentati questa mattina dal presidente Zaia e dal coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli. La sperimentazione, la prima per questo tipo di test, partirà proprio dal Veneto. La scatola al suo interno che cos'ha? Ha quattro cose fondamentali. La saponetta, una provetta che ha già il reagente dentro e un tamponcino. Poi c'è la quarta cosa che è il sacchetto per la spazzatura. Si apre, potete mettere anche il cronometro, sono 3 secondi. La saponetta, tamponcino, 5 volte per narice. Si apre la provetta che ha già il suo reagente, tac, va dentro, si strizza un po' la provetta che è morbida e quindi in modo tale da strizzare il tamponcino si butta via, si richiude la provetta, si apre il beccuccio più alto della provetta che ha il dosatore, 4 gocce, ecco guardate, dà già la stringa del negativo. Circa un minuto per effettuare il test rapido fai da te, la cui sperimentazione prenderà il via per la prima volta in Veneto, coinvolgendo le microbiologie di Mestre, Vicenza, Padova, Sant'Orso e Treviso, in doppio con il molecolare. 1400 soggetti tra coloro che accederanno ai pronto soccorso e i dipendenti dell'ULSS. Un ulteriore contributo alla diagnostica e in questo caso, se qualora fosse validato e confermata questa validazione, il cittadino potrebbe farsi il test da solo in casa. Un paio di settimane verrà validato con prove in doppio con il molecolare, dopodiché si farà richiesta all'Istituto Superiore di Sanità dell'autorizzazione. E dopo, questo poi è un fatto di Roma che non dipende più da noi. Ha la stessa attendibilità dei test antigenici, cioè ha un'attendibilità elevata se viene eseguito subito. Se si fanno passare delle ore perde di attendibilità. Un test poco invasivo al momento della somministrazione, ma ugualmente efficace. Se il virus c'è ed è una carica da prendere in considerazione, quindi sotto quei 33 CT, c'è a livello nasale e c'è anche dietro. A Treviso il coordinatore delle 14 microbiologie venete ha portato avanti una lunga sperimentazione sui test rapidi antigenici, testandone 3.486. Abbiamo perso 2 positivi che avevano un ciclo di amplificazione sopra i 30, quindi carica molto bassa, quindi non infettanti. Stiamo lavorando su 2 fronti, spiega Rigoli. Il primo è quello dei cittadini, l'altro per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali come hotel o ristoranti. È proprio le attività commerciali, perché vediamo che iniziano a stare male, sono dei pazienti, anche loro iniziano a soffrire. Questa sperimentazione apre un nuovo scenario sui test fai da te che riguarda la tracciabilità, sottolinea Zaia. Il vero tema è capire che quando uno ha in mano un test fai da te, ha in mano non solo le sorti della sua vita ma anche quelle di una comunità, perché poi se gli viene fuori positivo cosa fa? Quindi il vero tema è quello della biosorveglianza. Ora parliamo invece di Covid hotel. Entro domani infatti le regioni dovranno riferire a Roma le loro esigenze.
La richiesta del ministro per gli affari regionali Boccia di avere un Covid hotel per ogni provincia si sta concretizzando anche in Veneto. Il commissario Arcuri ha chiesto di accelerare i tempi e entro martedì le regioni devono riferire le loro esigenze. Da Federalberghi arriva l'ok a collaborare a patto che ci siano determinate condizioni. Il Covid hotel non è un giocattolo da maneggiare così, è un posto dove vengono radunate 20, 30, 40, 70 persone positive. Allora la gente, gli operatori che assistono queste persone devono essere al minimo formati adeguatamente, perché il nostro personale si rifiuta, ovviamente hanno ragione, di assistere nel senso di fare i letti e portarla a mangiare a gente che ha il Covid. Michielli pretende regole precise e chiare, in primis la presenza di personale specializzato. La mia posizione è ben conosciuta e ben nota alla Regione Veneto. Loro sanno, voglio sedermi a tavolino con la sanità. Noi collaboriamo però a condizione data, nel senso che vogliamo avere la tranquillità che gli albergatori che andranno ospiti, se vogliono il marchetto Federalberghi, bisogna che ci sia un protocollo sanitario. Se invece vogliono prendersi in albergo, si arrangiassero, vanno dal singolo albergatore. Tanto la merce più comune oggi come oggi sono albergatori disperati, per cui lo trovano il disperato che a qualunque condizione ospita. Intanto l'Ulstre Serenissima fa sapere che a seguito di un bando pubblico ha individuato la struttura per l'area veneziana. È a Mestre e possiede camere ampie con servizi igienici di alto livello e una piccola cucina. Alcune delle stanze ancora più ampie potranno accogliere più persone, ad esempio 2 coniugi che debbano trascorrere insieme il periodo dell'isolamento. La struttura svolgerà la funzione di Covid hotel per tutto il territorio provinciale, compreso chi proviene dal Veneto orientale. Con il direttore della terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo, invece, Fabio Toffoletto, sentiamo com'è la situazione e come sono cambiate le cose in questi mesi. A Jesolo attualmente abbiamo sia una terapia intensiva che ha 13 posti occupati di posti letto, di pazienti che vengono praticamente da tutte le parti del Veneto. Nello stesso tempo abbiamo anche una subintensiva, cioè un reparto a minore intensità di cure, sempre ad alta intensità di cure, però è una fase intermedia tra reparto degli infettivi e terapia intensiva. Nuovamente, a quanto ha sempre abbiamo seguito le direttive della Regione Veneto, dove abbiamo 4 pazienti, quindi 13 pazienti in terapia intensiva, 4 in subintensiva, e nel reparto di malattie infettive di Jesolo sono ricoverati 35 pazienti. Questa è la fotografia attuale della situazione nel Covid Hospital di Jesolo, illustrata dal direttore del reparto Toffoletto, che non nasconde gli aspetti umani che rendono questo lavoro ancor più complesso. Sono giornate che avremmo voluto non vedere ancora dopo marzo. Tutti ci aspettavamo che potesse succedere qualcosa, però speravamo nel nostro cuore che questo non si verificasse. Quindi sono giornate abbastanza convulse, proprio perché sono pazienti estremamente impegnativi, e anche le condizioni di lavoro all'interno dei reparti infettivi, del reparto di subintensiva e intensiva sono estremamente pesanti, perché ovviamente per poter lavorare con questo tipo di patologia infettiva bisogna avere tutta una serie di precauzioni, quindi lavorare con la tuta, con calzari, con maschere, e nello stesso tempo avere un contatto. Purtroppo tutti questi dispositivi che ci proteggono e proteggono il personale sanitario sono anche una barriera assolutamente anche di natura comunicativa con i pazienti che abbiamo davanti. Quello che ci ha confortato è che avevamo una squadra collaudata alle spalle, un sistema collaudato. L'appello ai cittadini è sempre lo stesso. Credo che dovremmo tenerci a un alto livello di attenzione e di lavoro per le prossime settimane, sperando che le misure messe in atto ci portino a dei livelli di lavoro più contenuti, anche più umani, perché siamo anche un po' stanchi. Io spero che sia un Natale più normale possibile, speriamo, vediamo, non dico niente. Ora veniamo alla cronaca. Gang di giovanissimi di nuovo nel mirino dei carabinieri di Mestre.
Ancora minorenne era stato l'ispiratore della cosiddetta baby gang che aveva imperversato tra Venezia e la terraferma nel 2019. Ora è stato arrestato dai carabinieri assieme ad un altro 19enne con l'accusa di furto e violazione di domicilio. A carico dei due giovani, gli inquirenti hanno raccolto diversi e gravi indizi nel corso di indagini che sin dal gennaio di quest'anno riguardano decine e decine di furti, i cui proventi, secondo l'impianto accusatorio, venivano poi reinvestiti in altre attività, tra cui lo spaccio di marijuana, con decine di cessioni accertate che avvenivano per lo più nei parchi pubblici di Mestre nei confronti di coetanei e minorenni. I colpi, spesso di biciclette e che riguardavano soprattutto l'area di Mirano e di Jesolo, venivano commessi con una frequenza serratissima, definita impressionante dagli stessi carabinieri. In una sola serata si sono registrati quasi 30 tra furti e tentati furti. Parte della rifurtiva è stata rinvenuta e restituita ai legittimi proprietari. Ora il GIP del Tribunale di Venezia, sulla base delle indagini, ha disposto l'applicazione della misura cautelare per i due giovani, in carcere per uno, agli arresti domiciliari per l'altro. Si nascondeva in albergo e poi spacciava, insospettiti dal via vai, i carabinieri l'hanno scoperto e arrestato. I carabinieri di Mirano hanno arrestato un 24enne di origine albanese per spaccio di droga. Aveva creato la sua base logistica in una camera d'albergo a Mirano, a ridosso di Piazza Martiri. Dopo aver raccolto tutti gli indizi, i militari dell'Arma si sono presentati in abiti borghesi alla porta del 24enne, che da subito ha dimostrato chiari segni di nervosismo. Una volta entrati nella stanza hanno trovato un sacchetto con 8 dosi di cocaina, un bilancino elettronico, 3 cellulari e 5.000 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. I carabinieri hanno avuto conferma di trovarsi di fronte all'ennesima cellula di spaccio piccola ma radicata nel territorio. Ulteriori indagini permetteranno di individuare la linea di rifornimento e gli eventuali complici. La droga e il materiale rinvenuti nella stanza d'albergo sono stati sequestrati. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nazionale, angolo Riviera San Trentina Mira, per un'autovettura finita nel naviglio del Brenta, dopo la perdita di controllo del conducente, che è riuscito a mettersi in salvo venendo fuori dalla vettura e raggiungendo a nuoto la sponda. I pompieri arrivati con l'autogru e il nucleo sommozzatori hanno recuperato l'utilitaria, sul posto carabinieri e personale del SUEM che hanno assistito naturalmente il malcapitato automobilista. Ora veniamo al toccante ricordo di Elenio Scarpa, figlio di Giannino, il pensionato morto folgorato durante l'acqua alta di un anno fa a Pellestrina. Se fossero stati fatti questi lavori che sono stati fatti a Pellestrina, secondo lei suo padre sarebbe ancora vivo? Penso di sì. Diciamo che la morte di mio padre è stato un susseguirsi di situazioni un po' sfavorevoli, ecco. C'è stato l'orario, il buio, poi non eravamo preparati e poi all'improvviso è saltato anche la corrente, quindi è saltato quasi tutto e poi anche mancavano quelle paratie. Elenio Scarpa, figlio di Giannino, il pensionato vittima dell'acqua grande il 12 novembre 2019, racconta così quelle ore devastanti. E ricordo il freddo, sembrava quasi un'apocalisse. Io ho 45 anni e non ho mai visto una cosa del genere, non ho mai provato sulla mia pelle una cosa del genere. Poi tra l'altro mancando anche il punto di pronto soccorso, mancava senza corrente, senza telefono, allo sbando completo, una situazione indescrivibile. C'è comunque l'orgoglio di vivere a Pellestrina. Lui ha fatto tantissimo per il Lido, tant'è che siamo quasi di terza generazione nel ramo dell'impresa edile e lui qua quasi tutti lo ricordano e ha fatto grandissime cose qua, anche soprattutto per il Lido. Io sono orgoglioso di abitare nell'isola di Pellestrina, non la cambierei con nessun altro posto al mondo. È un'isola tranquilla, e tant'è che è vero che adesso negli ultimi anni ha avuto un exploit di turisti e tanta gente del terraferma la sta riscoprendo. Anche Silvia, nipote di Giannino, ci tiene a ricordare il nonno con semplici ma preziose parole. Io adoravo tanto mio nonno, mi ha insegnato un sacco di cose, dalla cucina. Ogni volta che avevo bisogno di qualcosa lui mi aiutava sempre, ci portava un sacco di cose da mangiare buone, era bravissimo in tutto e per tutto. Rimaniamo a Pellestrina, rimasta senza ferry boat per la maggior parte della settimana ed è scattata una petizione.
Una petizione per rompere quello che definiscono l'assedio dell'isola di Pellestrina, praticamente bloccata dai lavori di manutenzione del pontile ACTV di Santa Maria del Mare, l'unico accesso per l'arrivo di merci e materiali. A mobilitare residenti e imprese di un'isola che ha quasi 4.000 abitanti e non ha più un ferryboat che la colleghi al resto del mondo, almeno dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, è la Confartigianato Imprese Venezia, attraverso una raccolta firme che a giorni presenterà assieme alle proprie proposte all'amministrazione comunale. La nostra richiesta è molto semplice, noi chiediamo che l'inizio dei lavori venga posticipato di qualche ora, diciamo verso mezzogiorno, ma su questo si può parlare, si può ragionare non appena avremo la possibilità per farlo, ed eventualmente suggeriremo all'azienda di mobilità e di trasporti di recuperare le ore perse, operando anche il sabato e la domenica. Il primo obiettivo è un tavolo con Comune e ACTV per attenuare il più possibile il pesante contraccolpo economico determinato dal blocco dei ferryboat. Ad essere messi in discussione, infatti, non sono i lavori di manutenzione al pontile, ma l'assenza di condivisione con residenti e categorie produttive. Tra artigiani e non, a Pellestrina operano oltre 70 imprese in un periodo che già di suo non è facile. Il calo del fatturato calcolato da ottobre 2020 su ottobre 2019 è di oltre il 45%, e questo ulteriore blocco dei lavori, perché di fatto questo è un blocco proprio operativo dell'isola, non farà che peggiorare questa situazione già pesante. L'Umana Reyer ora che comunica che i risultati degli ultimi test arrivati in mattinata hanno fatto emergere ulteriori nuove positività all'interno della squadra di coach De Raffaele, facendo salire a 11 positivi al Covid-19. Le attività della squadra continuano a essere sospese e i soggetti in isolamento fiduciario. Puntata da non perdere questa sera di Ring in diretta dalle 21:15, ci sarà il presidente del Veneto Luca Zaia e poi una lunga intervista in esclusiva con il ministro all'ambiente Sergio Costa e ancora il senatore del Partito Democratico Ferrazzi. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Torna ad aumentare la pressione atmosferica. Ecco che al nord-est il tempo tornerà più stabile. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 17 novembre. Sul Veneto nella prima parte della giornata saranno probabili locali nubi basse e nebbie, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento, vedete, con il passare delle ore il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, non sono previste piogge. Di sera ancora locali foschie sulle pianure, specie su quelle centro-meridionali della nostra regione. Temperature minime nella media stagionale tra 2 e 7 gradi, massime invece sopra la tendenza del periodo, oscillanti tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione anche qui con tanto sole dappertutto, non sono attese precipitazioni, il cielo si presenterà al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la nostra grafica ci mostra una situazione di bel tempo soleggiato, qualche addensamento sui settori più settentrionali, ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.